E a Milano, nel giorno della festa dei lavoratori, in piazza anche i Riders, tra di loro il primo fattorino che dopo una lunga battaglia legale ha ottenuto l'assunzione a tempo indeterminato. Lo ha incontrato Elena Fusai. Sto andando al corteo anche per lottare contro il lavoro precario. Buon primo maggio! Più corri, più consegne fai, più guadagni, ci spiega Giuseppe, rider a Milano. Ha passato gli ultimi 4 anni in sella alla sua moto con contratto di lavoro autonomo per una delle più grandi piattaforme di food delivery. Pagato a cottimo, senza garanzie e con molti rischi, ci dice. Uno si sente sfruttato e precario, sei comandato da un algoritmo, sei costretto a lavorare 7 giorni su 7, più ordini rifiuti, meno entrate hai. Non puoi considerarti un lavoratore autonomo perché non hai decisione in niente. Giuseppe si è rivolto ai giudici che gli hanno dato ragione. Il suo è un rapporto di lavoro subordinato e come tale va riconosciuto. La prestazione del fattorino era organizzata dall'esterno, una sentenza, quella del Tribunale di Milano, che è destinata a fare scuola. È un algoritmo che stabilisce quanto pagarti per quella determinata corsa. L'autonomia dov'è? Non c'è. Adesso Giuseppe attende di essere reintegrato nella multinazionale di consegne di cibo a domicilio. Sarà inquadrato nel contratto del settore terziario. I rider, ci spiega, chiedono solo 2 cose. I diritti e un contratto vero. E ci sono state tensioni ai cortei del 1° maggio a Torino e Trieste. Lorenzo Santorelli. Bastoni, aste e manganelli si stagliano su